Arrivano da Nuoro 2 delle 250 mascherine selezionate in tutto il mondo dall'UNESCO attraverso il progetto Mask Art, che vuole impiegare l'arte come strumento per la lotta al Covid-19. Una gara internazionale che ha chiamato a raccolta migliaia di artisti e creativi da tutto il mondo e che annovera tra i vincitori, gli unici in Sardegna, due nomi ben conosciuti nel panorama creativo nuorese, l'artista Mario Fois e il sarto Giuseppe Pinu, che hanno convinto la giuria UNESCO con la loro interpretazione per immagini della vita ai tempi del coronavirus. Sono stato invitato da questi amici del Meadows alla realizzazione di una mascherina d'artista. La mascherina che ho disegnato è un mio quadro, di cui titolo Abstract. Sono stati selezionati 250 artisti di 120 paesi in tutto il mondo e io e Giuseppe gli unici sardi. Un grande onore aver partecipato a un evento dell'UNESCO. Nel mio lavoro da sarto e da stilista mi sono prestato a disegnare un'opera d'arte che poi è stata trasferita su una mascherina d'autore, che questa era la richiesta dell'UNESCO, quindi descrivere l'esperienza in lockdown da parte di determinati artisti. Al momento le 250 mascherine vincitrici del progetto Mask Art sono state pubblicate online, ma l'UNESCO valuta anche di produrle come autentici oggetti d'arte. E non è prevista una produzione seriale delle mascherine, è prevista la produzione di 250 pezzi singoli di ogni mascherina, quindi di ogni artista selezionato in tutto il mondo.